Ciao a tutti, questa è una diretta televisiva, ma in realtà state spiando la realizzazione dei nostri spot per l'applicazione RTC targato Napoli Jukebox. La giacca che indosso in questo momento la trovate da Ginseria a Qualiano, piazza Kennedy, numero 2. Le promozioni ci sono tutto l'anno, quindi i prezzi convenienti ci sono tutto l'anno. Ginseria veste tutti gli uomini della Campania con capi di qualità a prezzi assolutamente convenienti. Ginseria, piazza Kennedy, numero 2. E adesso parliamo della nostra applicazione. L'applicazione è gratuita, siamo i primi in Italia. Attraverso questa applicazione nuova RTC targato Napoli Jukebox avete la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite senza pagare neanche 50 centesimi. Vi guido passo passo su come fare per scaricare la nostra applicazione. Dovete essere Android prima di ogni cosa, al di là del vostro smartphone, al di là della marca del vostro smartphone, dovete essere Android. Entrate nel vostro Play Store di riferimento e vi ritrovate una schermata del genere. Dovete cliccare, lo sapete molto meglio di me, e all'improvviso la nostra applicazione sarà sul vostro smartphone Android. A quel punto dovete aprirla. Quando l'aprite vi ritroverete davanti a questa schermata. C'è la possibilità di ascoltare RTC targato Napoli, quindi tutta la musica fatta a Napoli, ma soprattutto, e qui arriviamo al bello, di richiedere la vostra canzone preferita. Vedete, ci sono due sezioni, tutti gli artisti o tutte le canzoni. Quindi o richiedete la vostra canzone preferita andando nella lista degli artisti, oppure nella lista dove c'è scritto tutte canzoni. Per esempio, tutti gli artisti, se Antonio gentilmente va avanti, ecco questi sono parte semplicemente degli artisti, perché gli artisti sono chiaramente tantissimi: Colombo, Edoardo Bennato, La Cantone, Ciro Rigione, e poi le canzoni, per esempio Famma innamorà di Fabrizio Ferri, Fra mille anni di Henry Mariano, Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato. Una volta scelta la canzone dovete cliccare dove c'è scritto prenota al lato. Vedete che c'è una barra fucsia, che voi in televisione vedrete fucsia, ma credo che sia rossa. Nel momento in cui prenotate la vostra canzone, sul vostro smartphone uscirà questa scritta: prenotazione, canzone, la tua prenotazione è stata accettata. A quel punto basterà aspettare qualche minuto e voi ascolterete la vostra canzone su RTC targato Napoli. È tutto molto facile, scaricare l'applicazione è gratuito e soprattutto richiedere la vostra canzone preferita vi costa niente, neanche 10 centesimi. Questa è una serata dedicata ad una serie di testimonial che sono venuti qui e ci hanno fatto, anzi ci hanno dato l'onore, ci stanno dando l'onore di parlare e sponsorizzare la nostra nuova applicazione. E adesso c'è sto must, cioè, che con la televisione ci ha fatto amore. Che canzone ci fa amore, una continuazione. Con il pubblico napoletano c'è poco da fare, e di casa, perché utilite sempre là a portata in mano, ti giro, signori, Enzo Caradonna. Che ciao, meraviglia. Buonasera. Io ciao. Quando ti vedo nella televisione mi sento automaticamente a casa. Grazie. Cioè nel senso che tu hai una faccia veramente talmente familiare. Il pubblico campano, ma non solo, di gran parte dell'Italia, è talmente abituata alla faccia di questo Caradonna, di questo bel Enzo Caradonna, che ti viene naturale da dire vuoi caffè, vuoi l'acqua. Siccome ci sono i distributori all'interno di questa grande emittente... Buono pasticcina? No, pasticcino no. O caffè? Caffè sarebbe una cosa bellina. Senti Sollazzo, facciamo un caffè a Caradonna, gentilmente, Grazie. Francesco Pachico carissimo, e così te lo faccio portare per davvero. Grazie, allora, grazie. Senti, sei social tu? C'hai una pagina su Facebook? Sì, qualcosa? ho una fanpage, ho il Facebook, diciamo, il mio profilo. Sì, però non è che sono uno proprio che tutti i giorni in continuazione vado a rispondere o vado a vedere quello che succede. C'è una persona che mi cura e c'ho anche un sito, fra non molto, che praticamente mi porterà in tutto il mondo con le varie novità, sia d'autore che come cantante, i video e tante altre cose che poi faremo scoprire alle persone che hanno lo smartphone, che hanno l'Android, perché dovete essere Android, se no RTC targato Napoli Jukebox non lo potete scaricare in tuo Play Store. Già sta quando facendo aprite il Play Store e uscirà la schermata dove dice apri, poi non succede niente se non siete Android, non può succedere tutto questo. Cioè l'applicazione non la trovate, ecco. O trovate... potete ascoltare le canzoni, ecco, non fammi dire una cosa, di RTC se voi siete Napoli. Apple e quindi avete un
un iPhone, Sì. potete scaricare sul Play Store della Apple la nostra applicazione classica, Bene. cioè RTC Targato Napoli, che vi permette di ascoltare la radio. Ok. Detto questo, cara donna, che sei arrivato il seduto caffè. in una mano meravigliosa, Bellissimo, perché- comodissima. perché noi a musica a tenim miezimana, vengo io da te Francesco, non mi seguite? Grazie, aspetta, che diamo il caffè a cara donna. È già girato? È già zuccherato? Ma voi siete splendidi. O mi intossicate cara donna in onda? Molto bene. Allora, dicevo, sei in questa mano, quindi i nostri ascoltatori, come hanno tra le mani lo smartphone e quindi la nostra applicazione, stasera in mano tenena a Enzo Caradonna. Ok. Senti una cosa, noi con le canzoni di Napoli ci facciamo amore. Sì, sì. Visto che con te posso parlare di musica da qua all'eternità, mo mi devi dire 3 canzoni napoletane con le quali tu hai fatto amore. Allora, velocemente la più fresca, la più Sì. giovane, Nisciuna Mai di Anthony. Ma sai tu? Nessuno mai? No, allora, l'errore No, dico un po' che del faccio... testo. Ah, Vabbè, no. Nisciuna mai mi può da tutto che la che deve passare. Pure io faccio amore con questa canzone. Sì, bellissima, Beh, bellissima. Mi sono ripromesso Sì. che un giorno che andrò a premiare i vari autori, che non sono io, perché io canto sempre le mie canzoni, esclusivamente le mie, e qualche volta faccio un viaggio attraverso le emozioni di altri autori, ma è capitato poche volte, quando andrò a premiare con un'incisione i vari autori napoletani che mi hanno dato queste emozioni, questa sarà la prima canzone che io vado a registrare, perché è troppo bella. È troppo per bella. me. La tiene nata? Poi sti vasi so bugie e che la vita mia, molto bella anche questa. Fantastico. E poi? Vabbè, pure perché io amo Gino e la sua espressione e tutte cose. E un'altra, io vestito piano, perché l'ho scritta io, ma avrei voluto interpretarla io per prima. Lo ha fatto Mauro Nardi alla grande e mi ha dato anche la soddisfazione che è diventato un successo internazionale. Beh, Basta così. ma più o meno facciamo amore che stesse canzoni. insomma. Ma queste sono delle canzoni che, ma al di là del fatto che qualcuna l'ho scritta io, però sono delle cose che hanno un contenuto insomma forte, abbastanza bello, come parole, e poi premiano comunque quelle che sono le nostre aspirazioni, quello di far impazzire la nostra donna, perché la donna è l'emblema della vita, e quello che io voglio dire è che senza la femmina tutte queste belle espressioni, emozioni, parole, testi non si potrebbero scrivere. E allora ecco perché nascono queste belle canzoni, perché la femmina... Senti, allora, tra poco esce un disco nuovo. Come no? Siamo ai primi di gennaio, lo dico perché Esce- siamo in diretta, allora, ma in realtà il stiamo mio- registrando. Il mio esce Sì. al massimo per i conti che mi sono fatto, perché io sono un po' lento quando vado a realizzare delle cose, perché se non sono convinto 100-100 la canzone non la canto, quando parlo di me, del mio lavoro. Al massimo deve uscire nella prima decade di marzo, Ok, ma proprio a fa tardi. dentro questo disco ci sarà Che me fatta, Sì, Che con me fatta, Fabio Reale, con che è un Fabio bello Reale. trapanariel, e ma ne parliamo tra poco. E un'altra cosa importante è che Caradonna sarà, visto che tra pochissimo a febbraio usciranno moltissimi dischi di tanti artisti napoletani, io credo che Caradonna lo trovate ovunque, dappertutto. Rindo dische Giusy Atanasio, rindo dische Fabrizio Ferri, aiutami a dire perché... Calone, Zappulla... Calone è già uscito? Sì, Zappulla è uscito, Marco Calone, Taurino... Tutto quanta. Ci sono, c'è un bel po' di gente. Perché lui ha fatto Spero questo? Moreno perché ci siamo sentiti e c'è una bella idea per Moreno. Sì. Perché insomma, lui ha fatto questo tutta la vita, cioè, nel senso che quando si è preso delle pause dai suoi dischi, dalla sua musica, in realtà poi la sua musica l'ha regalata agli sempre in altri. giro. E c'è anche il prossimo tormentone di Fabrizio Ferri, com'è che fa? Na 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 na. Com'è? Na, 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 na. Molto bene, na 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 na. Detto questo, volevo un attimo ritornare all'applicazione per dirvi che tutte le canzoni che voi richiedete finiscono in una classifica in naturale e normale
quale questa classifica viene aggiornata minuto per minuto, perché voi richiedete le canzoni tutta la giornata, quando cacchio vi pare, anche alle 4 del mattino. Quindi sullo smartphone, aprendo l'applicazione, vi trovate una roba del genere, una classifica tipo, dove per esempio al 7° posto c'è Emiliana Cantone con È una maledizione. Visto che la classifica viene aggiornata di continuo, se voi volete che il vostro idolo salga e quindi arrivi ai primi posti, dovete richiedere le vostre canzoni preferite. Caro Caradonna, adesso mi date un grande primo piano sul maestro, Goppu Must. Ecco, dovresti, a favore dei social, fare uno spot per la nostra applicazione. Ti dico le cose, l'anima, ma so che non ne hai bisogno, ma lo ripeto. RTC Targato Napoli Jukebox, questo è il nome dell'applicazione, bisogna essere Android, siamo i primi in Italia dove è possibile attraverso un'applicazione richiedere la propria canzone preferita in maniera gratuita. Sei pronto? Signori, lo spot. Allora, a tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando, siamo pronti per voi. Siamo pronti per darvi musica gratuitamente. Se siete Android, allora andate sul vostro smartphone, andate a cliccare su Play Store che vi darà l'opportunità di entrare sulla paginetta dove c'è scritto RTC Targato Napoli Jukebox. Cliccate, aprite, scaricando questa opzione e praticamente trovate a me e canzone meglio scritta a me, cantata a me. Non è vero, troverete tanti artisti, troverete RTC Targato Napoli, la radio, dove potrete andare a gustarvi tutti i programmi che sublimamente conduce il nostro maestro della radiofonia e della televisione Ettore Petraroli. Poi c'è ci sono altre 2 finestre che potete aprire dove c'è scritto tutte le canzoni e tutti gli artisti. Cliccate su tutti gli artisti, verranno fuori una classifica, aggiornata A, B, C, D in ordine alfabetico di tutti gli artisti dove voi volete scegliere alla A, Alessio, Anthony, la C, Caradonna, poi andate avanti e ci sono tanti altri artisti, cliccate il vostro artista preferito, sentirete, ascolterete la canzone subito dopo qualche minutino, il tempo che vi prenotate e ascolterete il pezzo. Poi dove c'è una finestra dove ci sono tutte le canzoni, scegliete la vostra canzone preferita e l'andate a cliccare e ascolterete. Attenzione che così facendo farete voi tutti i giorni in continuazione una classifica che con le vostre scelte sarà aggiornata quotidianamente. RTC Targato Napoli Jukebox. Però dovete essere Android. Ma sì, fantastico, guarda, ma sei fantastico. Senti una cosa, ma adesso parliamo un attimo della canzone nuova che mi è fatta. Caradonna c'ha un grande talento, ma c'ha un talento multicolore, cioè, nel senso che se Caradonna lo metti in teatro e c'è, e pensi, ma questo ha fatto teatro tutta la vita. Se lo metti in televisione c'è e pensi, caspita, ma questo mi pare Pippo Baudo e c'è. Poi chiaramente quando scrive le canzoni per sé e per gli altri lui ha una grande sensibilità, lui ha un grande orecchio, lui è un furbo. Ecco, questa è la cosa. La prima volta che io ho ascoltato la canzone con Fabio Reale, che si chiama Che m'è fatta, ho detto una parolaccia che adesso non posso dire in diretta perché insomma non mi pare il caso. Però ho detto, ma guarda ma guarda Caradonna. Figlio di puttana, perché lui ha scritto Nutraponariel, cioè una canzone che non si dimentica per il ritmo, con una tematica che somiglia a un bel po' di persone che vivono una situazione del genere, e scritta tra l'altro con semplicità, come la parlereste voi, che in questo periodo della vostra vita vivete la stessa situazione. Mo, dimmi tu, cioè, nel senso, che mi vuoi dire di più di questa canzone, che lo ripeto? Che mi fatte è una canzone che io ho proprio voluto fare con Fabio. Ho voluto fare con Fabio perché Fabio canta bene, è una bella persona. Ho imparato a conoscerlo, a volergli bene, perché ho conosciuto una persona che ha un gran cuore, insomma, e mi aveva chiesto se mai New York scrivo qualcosa a coppia, volesse fare con te, morà sto piacere, niente di meno. E quando è finito il pezzo, diciamo a livello provino, con Alessandro Sgambati che con me ha curato gli arrangiamenti e anche la parte musicale del pezzo, e allora io ho chiamato subito Fabio, ho detto Fabio è successo, secondo me ho trovato o trapana cadatrasia, e lui tutto entusiasta è venuto, si è commosso
perché il pezzo lo ha preso, gli è entrato il pezzo e da lì è partita un progetto insieme che culminerà con l'uscita dei nostri CD, il mio e il suo, e ad aprile saremo al Teatro Totò con il lavoro che mi fatto, con una compagnia all'altezza della situazione, perché io teatro ne ho fatto, ma l'ho fatto con i grandi del teatro, anni fa, con Leonardo Ippolito, insomma, che curava la regia di uno spettacolo Mezzo secolo di canzoni, con degli artisti nazionali e con un regista che era la fine del mondo, che ci seguiva, e ho imparato qualcosa. Però giustamente sulle tavole non è che ho grande dimestichezza, però con Meet tu sicuramente darò il massimo. Caradonna c'è. Caradonna c'è. E con questo ci salutiamo, saluto Enzo chiaramente. Grazie, Ettore. E vi diamo la possibilità di rivedere il videoclip di questa canzone cantata con Fabio Reale dal titolo Che me fatto. Che me fatto. State buone, Caradonna. State buone, Ettore. Ciao.